tempo vola letteralmente, segretario, siamo proprio in chiusura, guardi. Allora, che cosa state rilanciando come situazione? Noi rilanciamo la piattaforma sulla condizione degli anziani con le cose di cui abbiamo accennato: previdenza, adeguamento del valore delle pensioni, tutela del valore delle pensioni, adeguamento e sanità e non autosufficienza. Però a monte serve la piattaforma confederale. Il 22, sabato prossimo, saremo tutti a Reggio Calabria, una grande manifestazione per il lavoro nel Sud, perché senza lavoro questo Paese va alla deriva e le politiche del governo stanno schiacciando il lavoro dentro questo Paese, non stanno costruendo una prospettiva di crescita. Quale potrebbe essere? È l'idea che ha il governo che la crescita avvenga tagliando le tasse in un Paese come il nostro, che ha un bisogno disperato di investimenti, pubblici e privati, e quindi noi pensiamo che vada rilanciata con forza una strategia fatta di lotta all'evasione, reperimento delle risorse per un piano straordinario di investimenti, risposte sociali con grandi riforme sociali, previdenza, nel segno che abbiamo detto, sostegno dei redditi dei pensionati, sanità, non autosufficienza. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali. Come si può aiutare chi lavora a trovare lavoro? Perché questo è un tema caldo ma di difficile soluzione, perché senza toccare l'aspetto fiscale, perché le tasse abbiamo visto che anche i pensionati ne pagano tante e i lavoratori dipendenti altrettanto. Quindi, ma guardi, se l'evasione è stimata in 130 miliardi, c'è lo spazio per ridurle e per investire, non è che dobbiamo scegliere. Il problema è, guardi, con le tecnologie che ci sono oggi, fare un contrasto efficace alla lotta all'evasione è solo un problema di scelta politica, perché così come tutti i giorni appena lei accende il suo telefonino riceve di tutto, cioè monitorano certo, sì, cosa lei ha fatto, ecco, con sistemi più semplici, meno invasivi, si riesce a controllare il flusso delle attività economiche. Ovviamente bisogna farlo e la politica dei condoni scoraggia la fedeltà fiscale, come è noto, e se tutti pagassero le tasse, se si recuperassero quei 130 miliardi, ci sarebbero i 30 miliardi per tagliare le tasse a chi le paga, i 5-6 miliardi per fare una riforma della non autosufficienza, i 5-6 miliardi per ricostruire, ridare fiato al sistema sanitario, e ci sarebbero 10, 20, 30 miliardi di investimenti in più che permetterebbero di rimettere in carreggiata il Paese. Sono 1 più 1, diciamo. Non è che sono 130 miliardi, anche negli altri paesi c'è una quota d'evasione, ma chiudiamo il differenziale, arriviamo a chiudere il differenziale con gli altri paesi dal punto di vista dell'economia sommersa e del lavoro e dell'evasione, e vorrebbero dire quei 60-70 miliardi che fanno la differenza tra un paese che sta implodendo. Quindi più che i grandi campagne sul taglio delle tasse, io credo che sia grande campagna per farle pagare a chi non le paga e da lì partire per calarle a quelli che le stanno pagando. Perfetto. Deve avere una chiusura? Guardi, la chiusura è semplice per noi, cioè noi chiediamo che la rivalutazione delle pensioni sia un diritto e non una cosa che venga periodicamente così a seconda delle convenienze o meno di questo o quel governo. La rivalutazione delle pensioni, di scala mobile, di ripristino della scala mobile, delle pensioni è un diritto, soprattutto per quelle persone che ormai vivono sempre più a lungo e chiaramente gli anni che passano svalutano sempre di più le pensioni. Quindi una pensione dignitosa per una vita veramente dignitosa. Questo è quello che noi chiediamo. Perfetto, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio il segretario nazionale di essere stato qui con noi, ringrazio il segretario regionale dello SPI CGIL, naturalmente ci supporta sempre in questi approfondimenti. Detto questo, la puntata la potete rivedere anche sul web, e per informazioni tutte le sedi dello SPI presenti nella nostra regione, nelle nostre regioni, danno informazioni a voi pensionati, chi diventerà pensionato o vuole diventarlo, anche per una revisione della propria posizione pensionistica. Grazie, buon proseguimento, alla prossima. Arrivederci.